Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Comendone Veneziano. Allora ragazzi, ho cambiato il nome della squadra, adesso è Italia campione perché dovevamo vincere sto cazzo di mondiale che se è molto molto dura. E oggi andiamo a fare il mercato comendiano, visto che comunque nella postpay avevo 15 euro, ho detto fioi, a sto punto ci spacchettiamo un bel po' di pacchetti, così vediamo di portare a casa qualche giocatore buono e vincere sto cazzo di mondiale, che questo è l'obiettivo ragazzi. Adesso siamo messi bene che nel girone con una squadra scarsa, non è detto che con la squadra più forte vinci, però almeno ci divertiamo un po' di più, vai. Andiamo. Primo pacchetto, ragazzi, l'obiettivo è trovare tanti giocatori europei forti perché voglio fare l'Europa, cioè sinceramente se più non trovo veramente bestie sudamericane, ecco, te pareva De Michelis, Zirkov, Rojas, Escobar, Saritama, Walker, allenatore della Bosnia, ok, divisa del Brasile, ok, ah questo bene, riscatta pacchetto gratis, bene, ok, inviamo tutto al club. Dopo quei pacchetti, dopo teoricamente, visto che sono con l'altro profilo purtroppo perché va bene così, insomma purtroppo sul profilo principale non mi va, dopo in caso se trovo giocatori forti nell'Ultimate Team normale me li sposto nell'altra cosa con gli scambi. Vai, Howard, e niente, qua merda, oh Prandello però ragazzi, il Prando c'è, era il Prando me lo godo, Silvio, avevamo anche il Berlusca, bene, no aspetta. Giocatori abbastanza di merda, riscatta pacchetto gratis, vai. Vai. Finora abbiamo trovato merda pura al Maracanã, yeah. Na 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 na. Delirio al Maracanã, yeah. Dai, dai Cristianino Ronaldo, vai Cristianino, vai Cristianino. Ma, oh Vidal! Ah cazzo però cosa me ne faccio che è sudamericano? Ah che due coglioni. Riscatta pacchetto gratis. Che sfiga. Oh vediamo in base alla squadra che abbiamo, poi chi se ne frega delle intese. Doppione quindi. Scarta. Che bello, scartare a 0 euro, molto bene. Ok, Arturo c'era duro, è un buon colpo, però ne abbiamo bisogno di Europa. Io vorrei fare la Cristiano Ronaldo, non so con chi cazzo facciamo, Ronaldo, Van Persie dai. Valencia, ma puttana merda, sto trovando solo sudamericani, cazzo. Na 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 na. E c'è delirio al Maracanã, yeah. Ok, meno male che almeno mi arrivano anche i contratti per che in caso posso portare dall'altra parte. Ok, attenzione, primo colpo ragazzi sarà Cristiano Ronaldo, ragazzi. Ecco che arriva Cristiano Ronaldo, anzi Cristiano Ronaldo e Van Persie insieme. Dell'Italia vorrei Marchisio, il Chiello magari. Il Balza, beh dai ci sta Balzaretti, te lo godi sempre, cioè il Balza te lo godi. Il Balza te lo godi al Maracanã. Però almeno anche le riserve buone, nel senso, ho bisogno soprattutto di riserve, tanto qua non trovo mai un cazzo, ho visto gli altri video, perché puttana hanno una squadra fenomenale, anche ecco Robe, Royce sarebbe il sogno, cioè il mio Royce con i capelli alla cume, perché lui che copia me chiaramente. Belli. 48. Se mai esistono giocatori, cioè ma posso giocare anch'io allora, cioè nel senso se si gioca uno di 48 cioè, posso avere anch'io quella cifra, non c'è niente da fare, non arrivano. Finora Vidal e Valencia, due giocatori buoni, però noi vogliamo il pezzo da 90, noi lo vogliamo, noi lo pretendiamo. Boateng, oh, questo difensore centrale è buono, finalmente, cazzo, finalmente al Maracanã, fiori. Dopo ci andiamo a vedere anche i pacchetti, bella la maglia del Giappone, però vabbè, cioè, noi siamo italiani, quindi solo Italia, cioè, il resto non conta nulla, c'è solo l'Italia.
Na 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 al Maracanã. Italia, Italia, oh. Ale, Piqué! Finalmente si comincia a ragionare. Sam, il buon Sam. Il buon Sam me lo godo. Riscatta pacchetto gratis. Yeah. Buono, buono, buono. Il godimento è sempre più lento. Beh, la difesa è fatta. C'è la difesa. Ho bisogno di qualche riserva. Magari però della difesa c'è. Questo è un pacchetto di merda. Grande Sommer, Grenier. Vabbè, cessi umani. Questi sono i cessi umani del Maracanã. Yeah. E questo è un figo del Maracanã. Dai. Almeno Royce, almeno il piccolo Royce, dai, il piccolo Royce. Voglio Royce al Maracanã, anche se purtroppo c'è anche lui infortunato. Che sfiga, oh, mamma mia. Bello. Mamma mia. Ah, il Depa, ragazzi, il Depa. È il Depa. E riscatta il pacchetto gratis. Yeah. Adesso vediamo come giocare. Che cazzo di squadra fare. E adesso, ragazzi, voglio... c'ho dita anche immobile. Non so però se l'hanno fatto forte, sinceramente. Il balo anche no. Adesso vi ritrovo il balo. Gerrard, Steve Ng, ragazzi. E con Steve Ng si gode. È importante trovare europei, cazzo. Devo trovare europei, il doppione di merda. Roy Oxon, figlio, madonna. Roy Oxon. De Silvestri da vincere, vinco tutto con De Silvestri. Ma che cazzo c'è di gente l'ho messo? Royce non si trova, ragazzi. Sarebbe bello Royce che stanno Ronaldo, il sogno, figlio. Cioè, con loro due vinco tutto. Con loro due si vince. Kagawa. Cosa me ne faccio di Kagawa? Mamma mia, che tristezza il Maracanã, figlio. E Kagawa va al Maracanã. Dai, chiaramente faccio solo questi acquisti, nel senso mi ritroverò vincendo le partite o con il giocatore che trovo ogni partita, chiaramente, però sarebbe bello trovare almeno un super big, a parte perché non è male. Krull. Bello, Krull. Me lo godo Krull al Maracanã. Ho capito. Dai. Ancora due pacchetti, ragazzi. CR, ma come fanno? Però quanto culo ha la gente? Cioè, io non ho mai una bava una volta di trovare un fenomeno, cioè... Neanche per sbaglio. Neanche per sbaglio. Belli. Il Papa, buona riserva, il Papa. Ok, riscatta pacchetto. Nell'ultimo pacchetto ci sarà la bestia, ragazzi, Io ve lo prometto. Sopra ci sarà un giocatore sopra l'85, ragazzi. Questa è l'ufficialità comendiana. Eccola qua. Vai. Vai. Sopra l'85, ragazzi. Sopra l'85. Dall'85 in su. Dall'85 in su. Ma porca. Beh, Karim, fioi. Karim me lo godo. Karim, dai, è il Benz. Dai che anche il Benz è arrivato. Ok, perfetto, ragazzi. Andiamo a vedere i pacchetti che abbiamo vinto nell'altra parte. Buono, adesso posso fare una squadra molto più decente, una bella difesa, un buon attacco. Gli esterni non sono fenomenali, ma va bene, dai. Questa sera il delirio al Maracanã. Dai, muovite però in cura, caricamento. Sarebbe bello andare dall'altra parte e trovare Pelé.
Ho 15 pacchetti, se trovo Luis Figo. Vai. First packet, in un inglese puro, purissimo. Vai. 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 Belli. Molto belli questi. Vabbè, questi no. Li posso che scartare tutti, non mi servono un cazzo. Perché tanto solo i big magari posso tenere per mettere in lista trasferimenti e comprarli con il profilo veneziano. Dai, una gioia, vogliamo la gioia, vogliamo la gioia, la vogliamo, la pretendiamo, la pretendiamo. Ma che tristezza, il Maracanã. Vai. Ok. Andiamo avanti. Tanto arrivano anche i soldi per altri pacchetti, se bene, se bene. Buono, buono, buono. Mamma, oh, però ragazzi, cioè, io non ho mai trovato... Ecco, ho sbagliato, anche vabbè. Non ho mai trovato un giocatore forte ecco, no, il più forte era Thiago Silva su FIFA 13 o 12, se non ricordo. Basta. Cioè, il più forte trovato. Incredibile. Guarda che roba. Del Piero, beh, Del Piero. Con Del Piero sicuramente vinciamo il pallone d'oro, vinciamo tutto con Del Piero. Cagare. Questo delirio al Maracanã. Dai. Bello. Mamma mia. La tristezza è sempre più incredibile. Vai. Almeno, ma uno, un coglione. Adesso trovo Neymar, Milano in campo. Adesso lo trovo, è così. È così, Neymar, Milano in campo. Neymar, vai Neymar. Che certa gente ha più culo che peli sul culo, cioè veramente bello questo discorso qua, mi è piaciuto, un discorso di un certo livello culturale e profondo. Dai. Niente, ma a sto punto, cioè, a sto punto quelli che ti regalano loro non puoi trovare forti, perché cioè mai vista una roba del genere, cioè. È tutto un stanno boicottando il Cumendone. Almeno 10 oro, di cui uno raro. Ok. Ok. Capito tutto, uno raro. Cioè, se trovo quello forte su uno raro. Il pipita in realtà. Sblocca, cos'è? Che figata. Yeah. Bene, poi arrivano bei soldini. Dai cazzo, dai cazzo. Dai Cumendone. Portacela a casa, Come. Portacela a casa, portacelo a casa, portacelo a casa. E il cassa? E il cassa? Vai. Adesso trovo, vediamo. Zlatan Ibrahimovic blu. Ibra blu. Ibra blu, è ufficiale ragazzi. Visto? Ibra blu ho trovato. Che tristezza il Maracanã. Dai, qua Messi. Ecco Messi. Ecco Messi. Eccolo. Allora, neanche non li guardo, mi viene da vomitare, cioè provo proprio ribrezzo nel vedere ste robe, cioè è una cosa indegna, la cosa più indegna dopo il Big Bang, ragazzi. Che tristezza al Maracanã. Belli. Loro dovrebbero fare almeno che uno oro è raro ma un giocatore, cioè i contratti rari sono una vergogna, sono proprio una vergogna. Noi vogliamo Ibrahimovic nero e blu. Bello. Molto bene.
few packet, in un inglese che ormai è sempre più puro. Vai, vai. Aspetta. 2 pacchetti. 2 pacchetti. Questo è buono, questo è buono. Abbiamo anche 21.000 crediti che possiamo comprare un giocatore per l'altra squadra. Dai che qualcosa si muove, ragazzi, qualcosa si muove. Bello. Ora qua abbiamo finito. Qua abbiamo finito. Ok, adesso torniamo nella modalità mondiali. Ok, abbiamo 2 pacchetti. In questi 2 pacchetti ci sarà su il primo sicuramente Marchetto Royce e sul secondo strasicuro CR7. È tutto abbastanza ufficiale, ragazzi, sono le cose ufficiali della vita. Ah no, 3 ne ho, e su un altro Pelé, che se non posso trovarlo. E sull'altro Messi, così. Vai. Un solo grido si alzerà. Noi vogliamo Cristiano Ronaldo, la la la. Dai. Montari, cioè, ma io non posso accettare di vedere Montari. Scarta tutti. Niente, diciamo che il culo non fa parte, come non c'è su foot proprio zero. Anche un olandese, un Van Persie, un Robben, che Robben ce l'ho già in realtà a sinistra, ho già Hazard. Marchetti, il Marco Marchetti. La Mushi, madonna, ancora vivo se la Mushi. Incredibile. It's a final packet. Vogliamo il big, lo vogliamo. Dai. Menes, che ce l'ho già. Niente raga, dai, non è andata malissimo, però poteva andare anche meglio. Il prossimo video, ragazzi, partiamo a bomba perché vogliamo assolutamente portare a casa la Coppa Beppe. E abbiamo già vinto le prime 2 partite con una squadra scandalosa. Raga, un saluto dal Comendone. Commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, lo youtubers italiano.